La Consuelo dice sembrano dei pazzi. Fiossi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Con alle spalle l'abitato di Casso, tristemente conosciuto insieme ad Erto per la triste vicenda della diga del Vajont. Oggi vi portiamo alla scoperta di posti un tempo frequentati e vissuti, ma ormai quasi dimenticati. Partiamo dal cimitero di Casso. E proprio qui, vicino a questo capitello, chiesetta, comincia il sentiero. Se vi domandate perché la Consuelo ha detto sembrano dei matti, perché fatalità siamo arrivati oggi che è il 31 di agosto 2024 e c'è una rivisitazione, no, una rievocazione storica del periodo della costruzione della diga del Vajont, quindi sono tutti quanti vestiti in costume e tutti quanti parlano fra di loro come se stessero vivendo quel momento, stanno parlando di progetti, di cosa sarebbe successo, di cosa non sarebbe successo. Io avrei voluto fare quello, il tipo che arriva dal futuro e dirgli guarda che io arrivo da 60 anni nel futuro e ti dico è una stronzata fa sta diga, ma mi ha detto no, non dirgli niente che tanto ormai il casino c'è scritto dappertutto, tanto ormai il casino è successo e quindi non si può tornare indietro. Quindi ricordando quel triste momento e le vittime di quel giorno andiamo e partiamo per questa esplorazione. Il Troio di Sant'Antoni comincia in discesa e andiamo a vedere cosa ci aspetta. Di sotto c'è la diga del Vajont e qui sopra il monte Toc. Primo pezzo un po' in discesa. Sempre detto io che le mani bisogna tenersele in tasca. A 20 minuti dalla partenza, tutti in discesa, si arriva a questo bivio che porta a Troia dei Sambughi, mentre per di qua a sinistra si va a Sant'Antoni. Noi proseguiamo per Sant'Antoni perché tanto Troia dei Sambughi è semplicemente un taglio per accorciare leggermente il sentiero, ma noi scendiamo per di qua. Altro bivio e noi continuiamo sul 395A per Codissago. Escursione atipica, tutta in discesa alla partenza e all'incirca in 40 minuti arriviamo alla chiesetta, capitello, non so come definirlo, di Sant'Antonio, che
che da quello che avevo visto dalle foto in giro era puntellato con dei pali di legno. Effettivamente si sono un po' refatti che forse una roba del genere era meglio anche sistemarla più decentemente. Ecco, però volevo farvela vedere magari anche dentro, ma purtroppo è tutto chiuso. Tutto chiuso. Qua c'è un bel capitello, chiesetta di Sant'Antonio, e qui sotto c'è tutta la vallata con Longarone e vari paesini. Ah sì, qui ci sono tutte quante le mattonelle originali che poi verranno rimesse su. E noi proseguiamo, chissà che la discesa finisca. Capitello con tutti quanti i materiali per ricostruirlo e rifarlo, ripristinarlo. E qui sulla sinistra c'è una bella grotticina con una bella madonnina. A suon di andare giù, un altro poco mettiamo i piedi a mollo nel Piave, perché stiamo scendendo sempre di più. Prima si scende e poi purtroppo si salirà prima o dopo. A poca strada da Sant'Antonio, esattamente il cartello indica 10 minuti, e una discesa di 250 metri da Casso. Arriviamo a questo bivio che, se si prosegue giù per di qua, si va a Codissago, che poi magari vi dico qualcosa, anzi no, non c'è niente di su Codissago. Di qua invece continuiamo il nostro percorso su per di qua. Dall'ultimo bivio si comincia a salire, e comunque il sentiero, nel bene o nel male, è sempre segnato con tracce un po' datate ma ancora ben leggibili. A mezz'oretta, 25 minuti dall'ultimo bivio per Codissago e più o meno 180 metri di dislivello, reincrociamo il Troie dei Sambughi, che è quello che abbiamo saltato scendendo prima. Praticamente taglia e molto probabilmente si fa meno dislivello, ma non si vede il santuario di Sant'Antonio. E qua intanto troviamo la prima testimonianza di tempi passati, dove qua c'era ancora la vita. Siamo in località Sedesella, a 900 metri. Qui hanno chiuso la porta e io non sono nessuno per poterla aprire. Comunque dentro, per quel poco che si vede, voi non vedete niente, ma è praticamente un deposito di legna. Continuiamo il sentiero. A quanto pare ci troviamo in un bosco di noccioli, perché questi sono i frutti e mi sembrano proprio nocciole. A pochi passi dal primo rudere ecco un'altra casera con questo bel prato davanti, molto comodo. Questa qua mi sembra molto tenuta bene, quindi probabilmente questa qui in qualche periodo dell'anno, anzi una parte sola ha ancora gli scuri, questa qua a destra, mentre a sinistra è abbastanza diroccata. Però una bella oasi di pace. Peccato la statale qua sotto, che si sente un po' di rumori di moto, macchine, ma non importa. Come non c'è due senza tre, ecco la terza casera, baita, insomma casa. Adesso vado a vedere se magari questa qua è aperta, anche se dubito. Nine, anche questa è chiusa, ma secondo me più avanti troveremo qualcos'altro. Altri resti di civiltà passata. Ci troviamo sotto a popò di costone di roccia. Guarda che roba, guarda che posto.
Arrivati su questo posto con queste rocce spioventi si ha un bel panorama. Vediamo se così. Praticamente quello lì in fondo deve essere il sasso del Bosco Nero, e lì col mio ditone che è gigantesco, lì sotto c'è Casera Pian dei Buoi, che noi ci siamo stati, e se non siete andati a vederlo magari vi lascio qua sopra da qualche parte il link, vi andate a vedere anche quell'escursione là che merita. Adesso noi continuiamo sotto a queste rocce. Meno te l'aspetti, chiacchierando di stronzate, ecco che arriviamo a quello che dovrebbe essere denominato l'antro dell'acque. Guarda qua, che costruzione. Filo spinato dice, questa qua invece teoricamente potremmo fare esattamente così e sbirciare un attimo dentro. Questa qua era un posto in cui qualcuno dormiva. Ma forse non è questo l'antro dell'acque, non lo so. Comunque intanto... Ah sì, aspetta. Intanto qua c'è una bella parete attrezzata per arrampicare, e l'antro dell'acque, se c'è l'acque, dovrebbe essere esattamente qua, ma di acque purtroppo ce n'è gran poca. Qua ci dovrebbe essere una bella fonte di acqua, ma siccità, cambiamenti climatici, inquinamento, macchine a diesel, compra elettrico, va bene, abbiamo capito. E noi continuiamo esattamente sul 395A. Seguendo il cammino incrociamo ancora resti di costruzioni in muratura, in pietra, e noi continuiamo sempre sullo stesso sentiero senza uccidersi. Andiamo avanti. Questa qua era anche a 2 piani minimo, guarda che è alta. E qua vicino a questo resto vi dico che siamo in località Casera Smei, 920 metri. Di qua si va a Casera Col Daniele, e beh, di qua si torna dietro a Codissago, Casso, Sedesella. Noi continuiamo di qua. Non c'è 2 senza 3, e il quarto viene da sé, mi dicevano. Altra abitazione, questa palesemente più mantenuta, ha anche il pannellino fotovoltaico, quindi sicuramente questa è utilizzata in qualche periodo dell'anno. Adesso andiamo a vedere come si chiama, perché anche con gli occhiali fino non arrivo. Ecco che siamo arrivati a Casera Polla, esattamente località Dogarei, 1000 metri sul livello del mare. Proprietà privata, non si può entrare, ma po' di more sono fuori dalla proprietà, quindi una me la frego, 2 anche, 3 anche, così gliele do all'allello che sta arrivando, a lei gli piacciono tanto le more. Siccome io cerco sempre di essere rispettoso al massimo, cioè, ho visto cartello di proprietà privata, attenzione area videosorvegliata, però poi ho letto chiudere il cancello, grazie. Allora sono venuto qua, mi sono sporto, e sulla porta che adesso è aperta c'è un altro cartello che dice esattamente: sono aperta a tutti, grazie, rispettatemi. Appena entrate c'è un altro cartello: le persone che usano questa struttura sono pregate di portarsi a casa le immondizie, grazie. E qui è un piccolo bivacchetto, stufa economica, tavolo, panche, 3 reti,
un po' di materiali che saranno di sicuro del proprietario del pezzo invece qua in fianco che è chiuso. Ci sono anche un po' di robe, trappole per i sorsi qua, pastiglie per i topi. Invece di qua c'è la zona privata che comprende sicuramente anche il pezzo di soppalco qua sotto. Bene, adesso facciamo un po' di spuntino con 2 patatine e poi proseguiamo. A me che dicevano se non ti lecchi le dita godi solo metà, più che godere solo a metà, se non ti lecchi le dita ti te smerdi e braghe, de fregue, de sal, di tutto quanto. Guarda che braghe che si è fatto mio amore. Patatine buone. Non si può disturbare la bestia finché mangia, che sennò diventa aggressiva. Non so, amo 1000 metri. Il padrone di casa ha voluto fare un po' lo sborone, perché il CAI segna 940 e l'altimetro dell'iPhone segna 952. Comunque tutte e due distanti dai 1000 metri, quindi il padrone di casa ha fatto un po' lo sborone. Lasciamo l'ultima baita e alle spalle della baita il sentiero continua. Noi arriviamo da dove sta arrivando mio amore e adesso seguiamo per Borgà, super di là. Vedo un segnale del 395, più segnalato di così si muore. Qua sono tutti quanti freschi i segni, quindi secondo me li hanno rifatti da poco. Perché sì, è un sentiero in linea di massima semplice, ma ci sono alcuni punti tipo questa discesa qua e il passaggio qua che sono abbastanza esposti, quindi da stare un po' attenti, e chi soffre un po' di vertigini guardare sempre verso il monte e non la valle. E insomma sono di sali e scendi, sali e scendi, sali e scendi, più sali ultimamente. Siamo passati dal bosco di faggi e noceti e noccioli a un bosco di abeti, pini, abeti, non so mai la differenza qual è, sempre sul 3,95. Piccolo, era in mezzo al sentiero, adesso lo mettiamo qua sul muschio, qua, là, ce lo chiude qua. In un'ora giusta dall'ultima casa privata, mezza privata, e 300 metri di dislivello arriviamo qui al bivio, dove a sinistra continuano insieme il 394 e il 395. Noi però prenderemo il 394 che ci riporterà verso Casso. Di là sulla cartina sembra ci sia o un'altra casera o un altro rudere, ma vabbè, diciamo che l'abbiamo visto. Ecco che qua siamo nel greto del torrente Ganenare, in questo momento privo di acqua, e diciamo che questo qua è l'unico vero passaggio un po' scomodo da affrontare, perché non ci sono sassi e terra battuta molto sdrucciolevole, quindi stare un po' all'occhio. Adesso noi
proseguiamo di là. A onor del vero, non solo la discesa è scomoda, anche la salita, in più qua il sentiero è molto stretto, umido e scivoloso, quindi bisogna stare molto attenti, anche perché è stretto e si rischia di fare un piccolo salto in torrente, cosa che non vorrei fare, quindi metto giù il telefono e vado avanti. Superato il passaggino ostico, proseguiamo per la nostra strada. Siccome ho appena dato un'occhiata a Relive e a quanto pare si è imputanato un'altra volta e verrà fuori una schifezza, me la bevo sta birretta, che così al massimo passa la tristezza. A circa 40 minuti dall'ultimo bivio siamo arrivati sul punto di interesse più importante di questa uscita, ovvero la cava di Cepe. Allora vi faccio un momento super quark. Cosa erano le cave di Cepe? Praticamente a Castellavazzo, che è qui sotto, nel 1912 la società Calce Bellunese ha aperto questa cava di Cepe e praticamente hanno cominciato a tirar fuori la pietra dalla montagna. Praticamente erano molto rinomati sia per quanto riguarda la lavorazione della pietra con gli scalpelli. Infatti giù a Castellavazzo c'è anche il museo della pietra e dello scalpello. Questa montagna qua era rinomata anche per l'estrazione della pietra per poi fare il cemento, tanto è vero che gran parte del cemento estratto da queste miniere è stato utilizzato per la produzione, per esempio, della diga di Pontesei, per le impalcature della costruzione della diga del Vajont. Praticamente poi nel 1940 all'incirca è subentrata la ditta Marchino E.C. di Casale Monferrato Alessandria, che ampliò lo stabilimento fino a portarlo a circa 276 operai nel 1959. Poi però col fatto che il cementificio è stato costruito in un'area molto stretta, hanno costruito i forni al posto che in orizzontale li hanno fatti in verticale. Questo ha imputato una minore produzione di cemento e quindi nel giro di poco hanno chiuso praticamente poco prima che venisse realizzata la diga del Vajont. Adesso vorrei andare in cerca di trovare l'ingresso delle cave per vedere se riesco ad andarci dentro, ma non so dove siano, quindi esploro un attimo. Praticamente lì c'erano probabilmente gli uffici, qua c'erano le tramogge che servivano per riempire le ceste delle teleferiche che poi portavano il materiale giù in fabbrica, in cementificio a Castellavazzo. Però non ho ancora trovato l'ingresso delle cave. Praticamente abbandonando il sentiero, salendo sulla sinistra su questo ghiaione, scusate un po' il fiato ma tira, ci troviamo sotto alle cave di Cepe. Adesso se mi date una bombola di ossigeno e 2-3 minuti vado dentro. Non sembra, ma sti 150 metri di ghiaione spaccano fiato e gambe, però sono dentro alle cave di Cepe. La storia più o meno ve l'ho detta prima, sono delle cave dove la gente veniva a spaccarsi le perchie per scavare. Pur avendo la torcia non è che si veda un granché, ma è un posto abnorme che ci vorrebbe il classico filo di Arianna per entrare e poi riuscire a tornare al punto dell'ingresso. Però si sta decisamente freschi, questo sicuro. Guarda che roba.
tutta la montagna scavata e, come ho detto prima, gran parte di queste rocce sono state utilizzate per costruire le varie dighe qua in zona. Va bene, visto anche questo, adesso torniamo dal mio amore, che sennò poi si preoccupa. Esplorate appena appena le cave, 35 minuti e siamo a Casso. Allora, praticamente da dopo le cave il sentiero sì è segnato bene, però molto stretto, molto sul ciglio, molto strapiombo, quindi stare attenti. Poi tutto su un colpo diventa una stradina con i muretti a secco, quindi dovremmo quasi essere arrivati a Casso. Ecco il panorama sulla ferita del Monte Toc. Mi dico, ma con tutti i posti in punta proprio, guarda. Ah. Per chiudere l'anello, noi siamo alla fine scesi dalla sopra. Qua c'è un bel Sebac rosso, qua c'è il cimitero di questa mattina, qua c'è il mio amore, capitello di questa mattina. Fondamentalmente sono esattamente 8 km per 590 metri di dislivello positivo e altrettanti negativo. Vi lascio la traccia in GPS in descrizione, guardatevi anche il video di relieve, che tanto anche se accappellato col tracciato non si vede una cipa perché è tutto dietro la montagna, non so, inventori del relieve, va bene. Se questo video vi è sembrato interessante, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao fiosse, ciao fiosse, ciao Lelo! E allora, ma che rabbia. Mandatelo un panino. No. Io sto particolare per mangiare, per quello non. Comunque non so se sono ancora in tempo da metterlo nel video. Dovete ravanare un po' per trovare questo posto, magari vi faccio una foto da fuori. Qua c'è una signora che è fenomenale. Un spettacolo, un circo, un cinema, merita. Se venite a Casso, venite qua, a Il Mercatino da Teresa, tipa fenomenale, consigliato, venite qua da lei e ne altri andiamo via, ciao!